Il castello colonna di Ioppolo Giancazio, gestito dalla società del sindaco di Agrigento Calogero Firetto e dei suoi fratelli, è stato sottoposto a sequestro da parte del GIP Francesco Provenzano, su richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Velle del Pubblico Ministero Antonella Pandolfi. L'inchiesta, nella quale sono indagati lo stesso Firetto e il fratello Mirko, in concorso con ignoti, ipotizza delle variazioni edilizie in assenza di titoli e permessi a costruire. Il sindaco di Agrigento ha ricevuto l'avviso di garanzia ieri in comune, dove è stato raggiunto dai carabinieri. La mia esposizione pubblica, quale sindaco di Agrigento, ha commentato Firetto, sta procurando pesantissime ripercussioni a me e alla mia famiglia. Una sequenza di fascicoli aperti, ultimo il sequestro della struttura di famiglia, della quale non mi sono mai occupato. Sono certo che in tempi velocissimi la giustizia chiarirà ogni cosa, conclude. Al centro delle indagini la presunta realizzazione di agglomerati urbani sul precedente complesso monumentale avente caratteristiche artistiche di particolare interesse ambientale. Il castello di Ioppolo, oggi struttura adibita a matrimoni, era la residenza della famiglia Colonna Ducchi di Cesarò, immobile dichiarato di importante interesse storico, artistico e architettonico, un complesso su cui gravano vincoli insormontabili e con divieto assoluto di nuove costruzioni. E per la procura gli indagati, tra le altre cose, avrebbero realizzato interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia mediante la radicale e integrale trasformazione dell'immobile. In questi locali l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco ha festeggiato l'addio al celibato appena la settimana scorsa, presenti Carlo De Benedetti, l'ex ministro Del Rio e l'ex premier Gentiloni.